Tempo fa, nel corso di una delle nostre conferenze, un collega di Gian Michele Sin, Fausto Biloslavo, venne chiesto: che differenza c'è tra i vostri primi reportage di guerra e la situazione oggi? E lui rispose: beh, una volta era facile, sceglievi da quale delle due parti stare, ti accreditavi e andavi a seguire il conflitto. Eventualmente poi andavi dagli altri, facevi la stessa cosa e lo raccontavi dall'altra parte. Adesso è impossibile, è tutto molto più complicato. E le situazioni si sono complicate ulteriormente, prima con il Covid, ma poi col conflitto in Ucraina. Un conflitto che all'inizio per tutti noi sembrava una cosa remota, ma ci siamo ben presto accorti come abbia delle conseguenze molto importanti sulle vite di tutti noi e come abbia sconvolto completamente tutti gli equilibri, tutti i rapporti di forza a livello mondiale. È per questo che questa sera volevamo parlarne e volevamo parlarne con delle persone autorevoli e capaci di raccontarcelo bene. È il momento di invitare sul palco il nostro intervistatore. È un giornalista e un reporter di guerra che il conflitto in Ucraina l'ha visto da molto vicino, Gian Michele Sin. È stato sottosegretario agli esteri, ha rappresentato l'Italia al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato responsabile esteri per il Partito Democratico Europeo, scrive per La Stampa, Repubblica e Huffington Post. L'onorevole Gianni Vernetti. Grazie. È stato Ministro degli Affari Esteri, ambasciatore d'Italia in Israele, rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite. È con noi il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata. Vi ringrazio per aver accolto il nostro invito. A voi la parola e al pubblico buon ascolto. Bene. Buonasera, grazie al Circolo Eureka per darmi la possibilità di moderare questo dibattito, molto interessante, difficile perché sono con una strana coppia. Strana coppia perché? Perché ho un ex ministro degli esteri, attuale presidente della Commissione Esteri del Senato, che arriva da Fratelli d'Italia. Giorgio Vernetti arriva dal PD, ex sottosegretario agli esteri, ma hanno posizioni quasi simili, se non sovrapponibili. Quindi a me tocca stasera non fare il moderatore, ma lo stimolatore del dibattito. Un dibattito non facile perché dobbiamo partire dal G7 dello scorso maggio per arrivare al summit di Vilnius della NATO del prossimo luglio e capire cosa potrebbe succedere in questo conflitto dell'Ucraina di cui ormai si stenta veramente a capire la complessità e i possibili sviluppi. Ma partirei quindi con una domanda per entrambi, partendo proprio dal recente G7. Cosa abbiamo notato? Lo scriveva soprattutto il New York Times questo, nello scorso G7. Beh, un irrigidimento delle posizioni occidentali nei confronti della Cina sotto la guida degli Stati Uniti per far sì che l'Occidente si liberi dalla dipendenza dalla Cina nel campo dei semiconduttori, dell'energia verde, però tutto questo si chiedeva anche il New York Times cosa produrrà e notava che c'è stato un irrigidimento della Cina sul problema Ucraina, un ulteriore avvicinamento della Cina alla Russia. Ecco, la domanda a questo punto è: non rischiamo di regalare tutte le ricchezze della Russia, tutta la ricchezza energetica della Russia alla Cina e trasformarla veramente nella grande potenza egemone del mondo? Partirei da Giorgio Vernetti. Intanto grazie al Circolo Culturale Eureka e a Pordenone Pensa che ha creato questa opportunità. Sì, ma intanto prima di rispondere nel merito della tua domanda assolutamente pertinente, io credo che dobbiamo riflettere un attimo su che cos'è oggi la Russia e che cos'è oggi la Cina, la Repubblica Popolare Cinese, no?
E mi permetto di partire da una considerazione che, diciamo, abbiamo tante volte sentito, letto e ascoltato: la fine della storia. 20 anni fa c'eravamo un po' tutti illusi, grazie a quel grandissimo politologo Francis Fukuyama, che scrisse quel libro importante, appunto, La fine della storia. Beh, cosa intendeva Fukuyama? Non è che diceva che non sarebbero più accaduti eventi o fatti storici, ma in fondo era una ventata di ottimismo, no? Post crollo del muro di Berlino, crollo del totalitarismo dell'Unione Sovietica, cioè il ritenere che, diciamo, il nostro stile di vita, le nostre regole, la democrazia liberale che abbiamo costruito faticosamente in questi 70 anni tra i due lati dell'oceano, tra Europa e Stati Uniti, e che poi ha contagiato positivamente tanti paesi decolonizzati in Africa e in Asia, fosse inevitabilmente il modello dominante e che pacificamente andava diffondendosi. Purtroppo non è stato così, e la Russia e la Cina ne sono la dimostrazione più evidente, no? Oggi la Cina e la Russia, con percorsi differenti, ma sono la dimostrazione plastica di paesi che hanno, diciamo, la Russia per un lato con la forza delle proprie risorse energetiche, alle quali per tanto tempo noi europei siamo stati, diciamo così, intrinsecamente legati, e la Cina diventando, anche grazie alla globalizzazione, la fabbrica del mondo, perché alla fine siamo noi che abbiamo delocalizzato una parte importante delle nostre produzioni, portando ricchezza in Cina e aiutando la Cina a uscire dal sottosviluppo e diventare una potenza economica e oggi anche politica. Bene, oggi questi paesi, e la guerra in Ucraina ne è la dimostrazione più eclatante, hanno deciso di, diciamo così, esportare il proprio modello autoritario e proporre un modello autoritario in netto contrasto con il nostro stile, diciamo, il modello delle democrazie liberali di impianto occidentale. E rispondo rapidamente dopo questa premessa un po' lunga. Certo, la Cina oggi rischia di essere il paese che può emergere vincitore da questo conflitto. La Federazione Russa rischierà una forte destrutturazione fino a un rischio di collasso. Diventa oggi nei fatti uno Stato vassallo della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese, perfettamente allineata e coerente nel proprio messaggio, nella propria narrativa con quella della Federazione Russa, e si pone direttamente come alternativa all'Occidente. E quindi la mia risposta è sì, purtroppo questo rischio è evidente. Ecco, invece a Giulio Terzi farei una domanda che riguarda noi italiani. Ne parlavamo anche prima durante l'aperitivo, no? Noi siamo l'unico paese europeo che ha firmato un trattato commerciale che abbiamo chiamato memorandum sulla via della seta con la Cina. Ecco, una delle grandi domande che riguardava la presenza di Giorgia Meloni al G7 era come uscire da questo memorandum sulla seta in cui ci siamo inguaiati sostanzialmente. Potremo uscirne? Sapremo uscirne? Qual è la via per uscirne senza ricadere nelle, diciamo, contromisure della Cina, nella punizione della Cina? Gian, ti ringrazio molto per questa domanda. Funziona. Ecco, funziona. No, non mi sono autospento il microfono per evitare di rispondere. No, lasciatemi ringraziare veramente gli organizzatori di questa straordinaria occasione di incontro. Mi fa veramente piacere essere con voi, ne ho sentito parlare molto di Pordenone, penso, da mio amico, se mi consentite. È una personalità politica che sta svolgendo e continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel raccordo fra governo e Parlamento. Veramente il ministro per le relazioni col Parlamento Luca Ciriani, e grazie a lui che sono entrato in contatto con questa organizzazione bellissima, e mi fa veramente piacere. Spero che non sia l'ultima volta che mi invitiate dopo questo passaggio. Un'altra cosa che volevo subito dire per non metterla a piedi pagina, la nostra coincidenza su diversi punti fra
l'onorevole Vernetti, che è stato mio sottosegretario al Ministero degli Esteri, e vorrei sottolineare l'importanza del lavoro che ha e del contributo che Vernetti ha dato alla politica estera italiana e il contributo che continua a dare, fondamentale, essendo una voce particolarmente qualificata e attenta sulle questioni di cui parliamo questa sera. Cina, Russia, interesse europeo dell'Italia, percorso, delle cose che incidono sulla nostra vita quotidiana, sulle tutte le politiche, quasi tutte le politiche nazionali sono legate all'estero e viceversa. Ecco, perché faccio questa brevissima digressione? Perché io sto vivendo, come tutti i miei colleghi, come tantissimi colleghi, un senso di frustrazione nel vedere che la politica estera e di sicurezza italiana, la politica internazionale economica italiana, la nostra proiezione del mondo come paese nella sua interezza diventa ostaggio, viene attirata nelle piccole trappole di un dibattito infimo, tante volte in Parlamento, che strumentalizza le mezze parole, strumentalizza qualsiasi cosa, anziché essere unito, anziché proiettare all'esterno un'immagine unita di quello che è il paese, che è la sensazione di quello che gli italiani vogliono veramente. E gli italiani hanno degli obiettivi comuni. E in passato, fino a pochi anni fa, ed è per questo che Gianni Vernetti ed io siamo sulle stesse posizioni, perché noi siamo cresciuti, intellettualmente una parola grossa, ma nel nostro tentativo di conoscere la realtà circostante e il mondo attorno a noi, siamo cresciuti con la volontà di capire, di comprendere e capire quelli che sono gli interessi fondamentali del Paese. Ora, purtroppo, il Memorandum of Understanding è stata la spiegazione, la prova provata di questa strumentalizzazione oscena che è stata fatta in questi ultimi anni dalla nostra politica estera, una strumentalizzazione oscena, dimostra che purtroppo non è più così. E dobbiamo fare in modo che invece continui a ritornare ad essere così, non per un ritorno al passato, per una voglia di revival di cose che non ci sono più, ma perché nei grandi paesi, e io sono reduce da 3 giorni di riunioni parlamentari di tutti i presidenti dei parlamenti nazionali dei paesi dell'Alleanza Atlantica, di 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. In quei discorsi, nei discorsi che ho sentito, sia da socialisti che da liberali, che da democristiani, che di movimenti nazional popolari, come generalmente si definiscono, ho quasi sempre colto in tutte le voci rappresentate in questi 3 giorni di dibattiti, fino all'altro ieri, dei sensi di volontà, di coesione nazionale nell'affrontare il problema dell'aggressione russa, dell'infiltrazione cinese, nell'affrontare i problemi della crisi economica, di una globalizzazione malata che non funziona. Ho sentito delle voci convergenti. Se non avessi avuto la fortuna di essere lì con un presidente di commissione esteri del mio stesso partito, probabilmente se si fosse stato una voce dell'opposizione avrebbe raccontato tutta un'altra storia, descritto degli interessi assolutamente incompatibili con quelli che magari sono espressi dalla maggioranza o viceversa. Quindi ecco, vorrei dire il perché Vernetti ed io siamo oggi sulla stessa linea, perché siamo cresciuti e vogliamo continuare a crescere in una cultura. L'interesse nazionale è una parola che può essere anche generica, non precisa, ma di quello che è l'interesse delle persone che ci sono questa sera sui grandi temi. E qual è questo interesse? Veniamo al Memorandum of Understanding. È stata un'oscenità quel Memorandum of Understanding. A me è capitato, lo ripeto questa sera, perché mi è capitato quando c'è stata l'operazione di repressione della libertà e della democrazia ad Hong Kong, repressione da parte del Partito Comunista Cinese. Tutti i fautori di Joshua Wong e tanti altri leader di quella che era stata chiamata la dimostrazione, la rivoluzione degli ombrelli nel 2015-2016,
Sono stati arrestati, sono rimasti lì, sapevano che sarebbero stati arrestati, sono rimasti lì a testimoniare che loro preferivano andare in galera piuttosto che essere sudditi del Partito Comunista di Pechino. E cos'è successo in quel momento? Mi è capitato di essere una trasmissione televisiva il conduttore, anzi la conduttrice, mi chiede, dice: ma senta lei Terzi, che cosa pensa che sarà la posizione del governo italiano? Parliamo del Conte 1 nella fattispecie. Quale posizione prenderà rispetto a tutte le proteste che stanno facendo i paesi europei a Pechino? Che cosa farà il governo italiano? Dico, è molto semplice. Il governo italiano prenderà esattamente la posizione del Partito Comunista Cinese, perché il partito di maggioranza, il Movimento 5 Stelle, è particolarmente sensibile e chiaramente ha dei motivi per esserlo, sensibile alle cose che dice il Partito Comunista Cinese. E il Memorandum of Understanding è stato esattamente questo. Il governo italiano su Hong Kong se ne è guardato dal fiatare all'epoca. Io con alcuni altri non ero ancora in Parlamento, ma ero stato fra gli organizzatori di un dibattito in Senato su quello che stava accadendo a Hong Kong, e appena finita la riunione che avevamo fatto questa conferenza esce una specie di ukase, di minaccia in un comunicato stampa dell'ambasciata cinese a Roma che dice: gli irresponsabili che si sono permessi di riunirsi in una sala del Senato, notate che c'erano quasi tutti i rappresentanti delle forze politiche italiane in quella sala, si sono permessi questi irresponsabili di riunirsi per dare sostegno ai terroristi di Hong Kong che vogliono la separazione di Hong Kong dalla madre Cina. Ovviamente per me quello è stata una specie di ciliegina sulla torta, perché tutti i presenti hanno poi fatto delle dichiarazioni molto dure nei confronti di questa interferenza. In una sede parlamentare è la responsabilità di chi convoca una riunione del fatto che non ci siano effettivamente dei rappresentanti che meritano questo termine che è stato utilizzato dall'ambasciata cinese. Dico questo perché la decisione di firmare quel memorandum è stata una decisione scellerata. Come ne verremo fuori, onestamente non lo so. Sicuramente le cose non rimarranno per quelle che sono state durante i 2 governi Conte, devo dire la verità, sono certo di questo. Già col governo Draghi si sono fatti dei passi avanti sulla definizione senza se e senza ma, definizione di un perimetro di sicurezza nazionale. Che vuol dire perimetro di sicurezza nazionale nei settori strategici dell'economia italiana, il che vuol dire informatica, economia, ricerca avanzata, sistemi di trasporto e interconnessioni. Quindi già durante il governo Draghi si è utilizzato lo strumento del Golden Power in modo molto più preciso e più corretto di quello che era stato in precedenza. Ma credo che questa strada debba essere proseguita. Questa è una mia opinione personale, evidentemente non ho certo nessun titolo e nessuna conoscenza diretta di quello che il governo prevede di fare, ma quel Memorandum of Understanding è stata una cosa completamente contraria all'interesse nazionale. Tant'è vero che non è servito a nulla all'esportazione italiana, è servito a raddoppiare l'esportazione cinese verso l'Italia, è servito a creare delle forme di interferenza strutturata nella comunicazione in Italia. Pensate che una delle maggiori agenzie di stampa, agenzie di informazione italiane, a seguito di quel Memorandum of Understanding, doveva prendere tutte le notizie tradotte in italiano mandate dall'agenzia Xinhua e diffondere ai lettori come se fossero proprie, cioè dell'agenzia italiana. Cosa c'era in quelle agenzie che venivano dalla Xinhua? C'era
che il panda Yogi o quello che fosse aveva avuto 3 bambini bellissimi, che la sonda lunare era andata dal lato cinese, era andata a esplorare il lato oscuro della Luna. C'erano però molte altre cose. C'era la relazione cinese, ma sembrava italiana, tradotta in italiano, diffusa dall'agenzia italiana, che l'America era devastata da scontri razziali feroci a seguito dell'assassinio del povero Floyd da parte dei poliziotti, che l'America sta affondando sotto il peso dei debiti, che la presidenza, non so che se fosse Trump o cosa, era una presidenza alla fine, e tutte queste cose. Ecco, quindi l'informazione che noi davamo, rimbalzata da Pechino, da un'agenzia nostra, sull'America, su Parigi, su qualsiasi altro paese occidentale, di propaganda ostile cinese, era come se fosse nostra, grazie agli impegni che avevamo preso col memorandum. Storia lunga, ma è quello che potevo dire. Ecco, devo venire da lei, Giorgio Vernetti, però, onorevole, perché lei sicuramente il pericolo cinese l'ha sempre denunciato, però forse nel suo partito e a sinistra c'è stata molta miopia da questo punto di vista, perché io vorrei ricordare che dal governo Monti, governo Renzi, governo Gentiloni, si assiste a una penetrazione della Cina in Italia veramente pericolosa. Diciamo che il memorandum sulla via della seta è solamente la ciliegina sulla torta, ma quando scopriamo che in precedenza il 30% di Terna, agenzia strategica dell'energia italiana, era caduta nelle mani dei cinesi che investivano in tutto il settore energetico europeo, forse avremmo dovuto svegliarci prima, anche perché la Cina era comunque un paese dove era stato fatto morire un premio Nobel per la pace in carcere, era stata iniziata la deportazione dello Xinjiang, Hong Kong era stata repressa senza limiti. Ecco, non c'è stata a sinistra, anche a sinistra, e anche all'interno del PD, una sottovalutazione del pericolo cinese? In parte sì, condivido pienamente la tua riflessione. C'è stata una sottovalutazione, diciamo, condivisa, io credo, in una fase, diciamo, tutti i primi 10 anni del 2000, di questo nuovo millennio, condivisa purtroppo con gran parte di importanti paesi europei. Pensiamo a quanto la Germania, in modo bipartisan, dalla guida, diciamo così, democristiana di Angela Merkel, o pensate ancora all'ex primo ministro socialista Schröder, che è andato a lavorare per Gazprom, a lavorarci davvero, a libro paga, stipendiato, a essere uno dei grandi dirigenti che hanno, come dire, inchiodato la Germania al rapporto, diciamo così, di servitù energetica con la dittatura della Federazione Russa. Quindi c'è stata in tutta Europa, nei paesi democratici, una sottovalutazione. Ci sono state però tante voci libere che hanno avuto con coraggio la forza, e tra queste io non solo annovero me stesso, ma anche il collega Giulio Terzi, il quale non voglio ricambiare, lo ringrazio per i complimenti troppo positivi che mi ha svolto, ma davvero noi abbiamo anche da posizioni diverse dello spettro politico condiviso alcuni fondamentali, no? Tante voci libere che hanno denunciato le repressioni inaccettabili delle minoranze tibetane e uigure, che hanno denunciato, guardate, Hong Kong non è solo stato uno dei tanti casi di tremenda repressione in una dittatura, ma c'è stato un tradimento di un patto costituzionale sino-britannico, perché non dimentichiamo che la ex colonia britannica di Hong Kong è stata restituita, giustamente, con un processo di decolonizzazione alla Cina, con un patto molto chiaro che prevedeva per 50 anni un paese, 2 sistemi, quindi diciamo il conservare non solo la libertà economica sulla città-stato di Hong Kong, ma anche la libertà politica. Ecco, la Repubblica Popolare Cinese ha tradito direttamente quel patto costituzionale che era stato firmato con la Gran Bretagna. Ecco, allora è ancora una battuta sulla via della seta. Certo, è stato forse il fatto più grave di anni di sottovalutazione, cioè, è stato, come tu giustamente hai rilevato, una estremizzazione realizzata dal primo governo Conte. Peraltro
e rispondo in parte allora anche alla domanda precedente. Cosa si dovrebbe fare oggi? Io penso che questo governo avrà il coraggio, io auspico che abbia il coraggio di cancellare questo memorandum of understanding. D'altronde l'Italia è stato il primo paese, unico paese del G7 a avere siglato un accordo di questo tipo con la Cina. Unico paese fra i paesi fondatori dell'Unione Europea. E in realtà, lo rilevava già giustamente Giulio Terzi, l'impatto sulla nostra economia, marginale. Oggi il nostro export verso la Cina è l'1% del nostro export totale. Per capirci esportiamo il doppio nei confronti della Svizzera e 30 volte di più nei confronti degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'alveo delle potenze economiche occidentali. Quindi diciamo è stato un fatto politico che ha prodotto a mio giudizio danni politici all'immagine del nostro paese e alla coesione dell'intero Occidente. Quindi io credo sì, c'è stata sottovalutazione del rapporto con la Cina a sinistra, ma non soltanto a sinistra, e quindi è stata diffusa in questo ottimismo che ha un po' connotato l'inizio degli anni 2000, quando dicevo la fine della storia, una fase di grande ottimismo e di eccesso di fiducia in noi stessi, no? Cioè l'inevitabilità dell'affermarsi del nostro modello della democrazia liberale. È stato un eccesso di ottimismo e purtroppo il 24 febbraio con l'invasione dell'Ucraina abbiamo preso tutti una fortissima, diciamo, sveglia, un richiamo a ritornare ad alcuni fondamentali. Ecco, senatore Terzi, faccio la domanda a lei perché lei rappresenta il governo in questa... Sì, però nel senso è nello schieramento di governo. Fino a qui ci siamo illusi che le conseguenze della guerra che è in corso in Europa fossero superabili e l'Italia anzi ha un panorama che è abbastanza, diciamo, ottimista, nel senso che abbiamo una crescita inaspettata del PIL, però alle spalle si profila la recessione della Germania. Per la prima volta dopo tanti anni abbiamo una Germania in recessione. La Germania, locomotiva dell'Europa, non rischia di trascinare in un baratro tutto il resto d'Europa, visto che tutti i paesi europei sono esportatori nei confronti di una Germania che a sua volta sviluppava le proprie industrie con l'energia a basso costo della Russia e dall'altra parte esportava i suoi prodotti in Cina. Ecco, non rischiamo di andare al seguito della Germania in un baratro che non conosciamo? Io penso che la situazione economica globale ha avuto diversi gradini alti da affrontare, da superare. Il primo sicuramente è stato il Covid. Il Covid è stata una catastrofe economica, è stata una catastrofe sul prodotto interno lordo, sulla struttura economica, ma anche sulla composizione sociale, sul mondo del lavoro, sulle evoluzioni anche non sempre, anzi spesso negative, di un tipo di lavoro per il quale non eravamo pronti, non avremmo mai dovuto. La questione della pandemia è stato un elemento e fra l'altro si è continuato, tornando il discorso con la Cina e con la Russia, perché le due cose sono legate. Poi dobbiamo entrare un attimo in questo discorso di quanto intimamente sia legata la politica espansiva, espansionista, neoimperiale, neocomunista, definiamola come vogliamo, della Russia di Putin e della Cina di Xi Jinping. Sono due cose messe insieme. Viene da rabbrividire quando uno paragona l'asse, il patto d'acciaio della seconda guerra mondiale al patto olimpico definito fra Putin e Xi Jinping, ma il patto d'acciaio aveva trasformato un'alleanza difensiva che era quella dell'asse 3 anni prima, nel 1939 era diventata un'alleanza aggressiva, cioè ognuno dei partecipanti si impegnava a perseguire gli obiettivi revanscisti o di dominio di ognuno degli altri due. E il patto olimpico fra Xi Jinping e Putin è esattamente questo, è un patto di aggressione, nel quale ognuno dei due riconosce gli obiettivi espansivi dell'altro,
contro la NATO Xi Jinping a favore di Putin, contro Taiwan, ma anche tutta quell'enorme porzione di territorio liquido, di oceano, di Mar della Cina meridionale, ma portando via infinite ricchezze nel sottosuolo marino di Filippine, Indonesia, Borneo, Vietnam e altro, e Putin riconosce tutto questo negli obiettivi di Xi Jinping. Ora, dobbiamo quindi capire bene di cosa stiamo parlando. Io non sono d'accordo, mi scuso con Gian Michalessin, ma se fossimo tutti d'accordo sempre non parlerebbe uno solo per tutti quanti. Per me il punto non è assolutamente se noi stiamo cedendo, passando la Russia, regalando la Russia alla Cina, né se stiamo privandoci del mercato cinese per le nostre aziende. Non è questo il punto. Ma non siamo noi siamo le vittime, una parola forte, della posizione aggressiva degli altri. Non è un rimbalzare le responsabilità. Non siamo noi europei che abbiamo detto ai cinesi vogliamo venire a fare noi i nostri memorandum of understanding perché vogliamo portare lì le nostre aziende controllando i dati delle vostre aziende che conserviamo noi sui nostri computer. È il contrario, sono loro che vendono e condizionano le nostre aziende per andare a lavorare in Cina, a fornire loro in gestione sui loro server, faccio uno dei tanti esempi, tutti i dati che vengono utilizzati nei circuiti commerciali, tecnologici, nella ricerca, eccetera. Quindi è questa coercizione. Noi non applichiamo coercizioni verso nessuno, applichiamo trattati, accordi ratificati dai parlamenti nei quali si diminuiscono le barriere tariffarie, si stabilisce una parità di trattamento sul piano della tutela della proprietà intellettuale, si stabilisce che esistono organi giudiziari indipendenti nello stabilire un recupero crediti per un'azienda nazionale piuttosto che per un'azienda straniera e quello che si dice il playfield, il terreno di gioco per noi con gli stranieri deve essere uguale, deve essere piano come questa piattaforma. Per la Cina e per la Russia non è questo. Chiunque va lì e deve recuperare un credito va da un giudice che è governato dalle direttive del Partito Comunista o da un giudice che dipende dal potere di Putin e si vede come fa ad ottenere le sue ragioni. Quindi noi siamo in una condizione purtroppo di enorme svantaggio nei confronti di questi paesi. Ora, come possiamo? Questo svantaggio è nell'uso della forza. Noi non siamo paesi che usano la forza per risolvere una controversia neanche territoriale, per risolvere una questione di minoranze etniche. Ricorriamo alla Corte internazionale di giustizia, ricorriamo agli organismi dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza europea, agli istituti che esistono. Putin e Xi Jinping non ci pensa neanche a ricorrere a un arbitrato, a una giurisdizione internazionale. Attaccano, partono e dominano. Ora, di fronte all'uso della forza che stiamo subendo, che abbiamo subito dal 24 febbraio, ma vogliamo ricordare la Crimea? Vogliamo ricordare il 2014, quando Putin si è annesso un enorme territorio e si è annesso praticamente il Mar Nero con buona grazia della Turchia che riteneva il Mar Nero un mare turco, un mare ottomano. Metà Mar Nero è diventato con l'annessione della Crimea automaticamente russo. Quando ha fatto nel 2008, quando si è annesso un pezzo di Georgia e poi di Moldova, tutti questi conflitti congelati e queste annessioni li abbiamo subiti ed abbiamo fatto finta di niente. Perché è vero, perché nessuno aveva voglia di resistere, perché le sanzioni che abbiamo messo nel 2014 per la Crimea hanno fatto ridere e di conseguenza abbiamo dato costantemente dei segnali all'aggressore che poteva continuare a venirci in casa, a portarci via, a soggiogarci, ad influenzarci, a farci paura. E questo è finito. Uno dirà per il momento, io sto parlando di oggi, da 1 anno e mezzo, esattamente dal 24 febbraio, la musica è cambiata
E ancora adesso, perché ho suggerito insieme a voi questo tema dal G7 al vertice NATO di Vilnius, 2 mesi. Il G7 è stato poche settimane fa a Hiroshima, il vertice NATO di Vilnius fra altrettante poche settimane. Ma cosa c'è a mio avviso, io mi sono un po' occupato di queste cose, magari in tante non le ho capite, ma qualcosa l'ho capito, che il G7 non si è mai occupato di crisi internazionali, non è mai stata un'alleanza di paesi che vogliono gestire anche le questioni della sicurezza e anche le questioni della guerra e della pace. Il G7 è nato come organismo economico, ha continuato a vivere come organismo economico, lasciando tutto il resto alle alleanze come la NATO o alle Nazioni Unite. Adesso non è più così, perché la minaccia è stata così forte, è così forte, così brutale, che il G7, che aveva una natura completamente diversa di economia, di commercio, di trasformazione verso l'economia verde, di avanzamento tecnologico, è diventata un'aggregazione di paesi spaventati, ma che hanno preso coraggio, forza, capacità politica, e nei primi paragrafi del G7 di Hiroshima non si parla che di Russia, di aggressione della Russia, e guardate, non erano solo 7 paesi, c'erano altri 15 che sono venuti, fra i quali India, eccetera, non hanno firmato lo stesso comunicato perché sono fuori, ma comunque hanno partecipato a questo incontro. E sono su questa linea i paesi G7. Di più tutto quello che dicevo prima dell'assemblea dei parlamenti nazionali dei paesi della NATO. Non c'è nessuno che eccepisca al fatto che gli ucraini devono essere difesi as long as it takes, per tutto il tempo che sarà necessario. Perché se per caso noi molliamo prima del tempo necessario e diciamo vabbè, chi se ne frega dell'Ucraina, scusate il termine, e lasciamo, e fatti loro, stermineranno, sono successi altri genocidi, bambini che vengono deportati, facciamo finta di non vedere, siamo cinici, noi stiamo qui tranquilli nel nostro mondo, continuiamo a fare la nostra vita. Ma è finita questa vita, questo tipo di ragionamento, non ha più convenienza nessuno a ragionare in questo termine, perché le conseguenze di tutto questo, l'arma dell'energia, adesso vedete con i prezzi del petrolio, c'è un sistema di OPEC Plus, si chiama, che è tornato a controllare il petrolio per creare ulteriori difficoltà alla nostra economia. Il petrolio è una parte marginale oramai di quello che è l'alimentazione, il petrolio russo soprattutto, ma si è passati a una cosa nella quale ci sono effetti devastanti sul piano alimentare, sul piano delle terre rare, di altre materie prime fondamentali. Non c'è più nulla di quello che noi davamo come acquisito, come tranquillo il 27 febbraio dello scorso anno, che ancora esiste come qualcosa sulla quale possiamo contare. Siamo impegnati, purtroppo, ma forse se siamo sicuri di avere la volontà di superare questa grande e immane tragedia che si è abbattuta sull'Europa e sul mondo, ne usciremo meglio di prima. Mi riferisco a lei e a lei nel rapporto con il proprio elettorato e prendo come punto di riferimento il sondaggio Ipsos dello scorso febbraio, a un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lei arriva da un partito, Fratelli d'Italia, dove secondo quel sondaggio il 45% di chi votava Fratelli d'Italia è favorevole, è contrario alle forniture di armi all'Ucraina e soltanto il 34% è favorevole. Lei arriva da un partito, il PD, dove la maggioranza era favorevole al 52% e i contrari al 36%, comunque il 36% è una percentuale importante. Ecco, come vi riferite ai vostri... Una cosa secca, quanti americani erano favorevoli a entrare in guerra nella prima e seconda guerra mondiale contro gli imperi centrali? E io invece
sono d'accordissimo. No, perché la nostra Costituzione rende possibili i referendum popolari su tantissime materie, ma non autorizza i referendum popolari su 2 temi. La materia fiscale, perché è troppo facile. Volete voi dimezzare le tasse dell'85? Ma anch'io vado a votare di corsa. Sì, ecco, la materia fiscale, perché naturalmente la materia fiscale non può essere, diciamo, consegnata all'emozione del momento, e i trattati internazionali, la materia di politica di sicurezza e di difesa. Cioè io penso che c'è un umore popolare, io penso che sia assolutamente normale che in modo trasversale, a destra, a centro, a sinistra, giovani, anziani, tra chi ha studiato di più e chi ha Questa studiato... è molto trasversale, no? Sì, assolutamente. Io penso che la guerra non solo spaventa, ma la guerra, se possibile, noi la tendiamo ad aborrire, ad allontanare mentalmente, psicologicamente il più possibile tra noi. E l'idea di dover spendere soldi in armi è faticoso. È comprensibile che, diciamo, distinto la gran parte della popolazione si sente in difficoltà o addirittura, se non persino a compiere scelte di poca solidarietà. Però è qui che entra in gioco l'etica della responsabilità di chi governa. E non importa chi governa, ma c'è un'etica della responsabilità che deve guidare chi ha il diritto-dovere di governare un grande paese. O anche un piccolo paese, ma certamente noi siamo un grande paese, siamo ancora la 9ª economia mondiale, siamo paese fondatore dell'Unione Europea, e quindi chiunque ci governi, a mio giudizio, ha un dovere di non dimenticare quella che oggi è una grande guerra di liberazione, quella combattuta dal popolo dell'Ucraina. È una guerra di liberazione, è un paese che a me ha colpito moltissimo. Una domanda che forse un giornalista del Guardian fece a Zelensky pochi mesi fa: ma qual è cosa lei aspira di più nella sua vita? E lui dice: tornare al 23 febbraio, cioè avere un paese che non è aggredito, che non è con i propri cittadini che non vengono incarcerati, le donne stuprate, gli anziani torturati, i bambini rapiti, tornare alla normalità che alla fine è l'ambizione di qualunque essere senziente, no? E quindi quella brutale aggressione ci va un'etica della responsabilità, sapendo che bisogna spendere soldi per produrre armi e mandarle, inviarle a chi oggi combatte una guerra di liberazione. Hai fatto benissimo, Giulio, a citare la Seconda Guerra Mondiale. D'altronde, senza il sostegno bellico della Gran Bretagna, degli Stati Uniti d'America, oggi forse avremmo un'Europa totalmente differente. Quella libertà di cui godiamo da 70 anni probabilmente non avremmo neanche ancora iniziato a poterla godere. Ecco, però sempre insisto sulla questione delle armi, no? Perché è una questione italiana ed è una questione che alimenta molto il dibattito. Ecco, l'altra questione è l'opacità sulle forniture di armi. Perché essere così opachi e imporre un segreto così vincolante sulla tipologia, sul numero, sui costi delle armi che forniamo all'Ucraina, quando questo è stato accettato come sostanzialmente un deterrente strategico inevitabile per riportare la pace? Perché la necessità di questa opacità? C'è una paura nei confronti dell'opinione pubblica o ci sono altre ragioni? Perché questa opacità non sussiste in altri paesi europei, non sussiste in Inghilterra, non sussiste in Francia, non sussiste in Germania. Ma la risposta facile, che non sussiste in Inghilterra, in Francia, Germania, ho molti dubbi, perché io le cifre delle forniture, sono uscite tante cose, gli HIMARS, gli Obici A155, i Leopard e via dicendo, ma addirittura poi sono state delle cose persino buffe. Si è scoperto che tutti i Leopard che erano stati promessi inizialmente erano tutti, la gran parte, arrugginiti in depositi, eccetera, quindi erano tutte promesse. E questo a proposito di opacità, perché è opaco, cioè erano state dichiarate delle cose, è stato dichiarato 100, in realtà era 10, non è molto. Ma c'è una considerazione talmente banale da fare.
Abbiamo le cifre, le tipologie, le caratteristiche, i tempi di consegna delle armi russe che vengono impiegate e mandate? Cioè, se noi diamo l'elenco a partita doppia delle armi occidentali da qualche altra parte, ma non mi pare che sia una grande trovata strategica, ma questa è una risposta facile. L'altra risposta è che c'è invece basta un po' seguire le cose, un livello di trasparenza molto alto. E faccio solo 2 esempi. La cosiddetta European Peace Facility, il fondo per le forze armate europee, che come sappiamo non esistono. Non esistono però come forze armate europee, come un'armata europea. Esistono però come contingenti nazionali europei nelle operazioni di pace. E peacekeeping, Nazioni Unite, europeo o anche NATO a seconda dei teatri di spiegamento. La European Peace Facility è stata rifinanziata 4 volte, se non sbaglio, per diversi miliardi di euro ogni volta. Per che cosa? Non per le operazioni di pace tradizionali, ma per le armi all'Ucraina. E lì è tutto alla luce del sole, è stato detto addirittura a Bruxelles. Il regolamento europeo che è venuto in approvazione anche nelle commissioni del Senato, tant'è vero che è passato da noi, ma che è fatto oggetto anche di una risoluzione del Parlamento europeo, si chiama in un termine che uno può anche, forse qualcuno che ha inventato come si chiamava questa cosa, ha giocato un po' sull'analogia della sigla, ASAP, A-S-A-P, Association for Support Armaments Production, quindi associazione gruppo per la produzione delle munizioni. Questa cosa è un impegno che coinvolge la spesa pubblica solo in piccola parte, perché in realtà è un modo di riunire tutte le industrie di difesa che fanno bombe e missili, essenzialmente, per fornire all'Ucraina. E questo è in un regolamento europeo, è dichiarato con cifre, con tabelle, e tutti lo possono trovare su internet, quindi as soon as possible, e anche ASAP vuole anche dire l'altra cosa. Quindi che ci sia tutta questa opacità può darsi, credo che ci sono anche delle realtà, l'esigenza di non scoprire le carte, perché sicuramente gli europei, ma addirittura gli americani, quando si leggono le cifre sono atroci da vedere, la quantità di bombe che piovono addosso agli ucraini necessita una risposta almeno proporzionata a quella quantità. Ma succede che le riserve americane sono di 1 milione di bombe d'artiglieria e sono state praticamente esaurite. Hanno una produzione di 16.000 bombe al mese che non riescono a ricostituire rapidamente l'arsenale che è stato. E lo stesso per gli europei, la stessa cosa succede per ogni paese europeo, perché è una realtà. Questo fa vedere la follia di questa guerra, una guerra come quella del 15-18 per molti aspetti. Se pensate che nella guerra di trincea a Bakhmut e nei posti più critici, oramai è documentato, i russi hanno perso 200.000 uomini per una guerra di aggressione. Ma qualcuno presenta il conto a Putin prima o poi? Su questo tema delle armi voleva dire qualcosa anche lei? No. Allora, torniamo al nostro itinerario ideale, no? Dal G7 a Vilnius. In mezzo potrebbe starci un'iniziativa di pace. Se ne parla, se ne sussurra in questi giorni. Si parla di un'ipotesi di pace, di negoziato che potrebbe coinvolgere anche i BRICS, anche la Turchia, quindi la Cina, la stessa Cina, lo stesso Brasile, far convergere tutti
in un negoziato sulla proposta di pace ucraina, sui punti della proposta di pace ucraina. Al di fuori di questo negoziato resterebbe soltanto la Russia. Ma si può fare la pace senza uno delle parti in causa? La pace di solito si fa in due. Sì, certo, la pace si fa col nemico, non c'è dubbio, però diciamo c'è alcune anomalie. Se noi osserviamo cosa sta capitando alle porte dell'Europa fra la Russia e l'Ucraina e se analizziamo il contesto internazionale, le anomalie inizio ad elencarne qualcuna. Il primo è che il paese aggressore è un paese membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con diritto di veto, cioè la Russia. E questo non è un fatto da poco. Cioè qua non rischia soltanto di saltare l'Ucraina o di perpetuarsi un dramma per quella popolazione, ma rischia oggi profondamente messo in crisi l'architettura di sicurezza nata sulle macerie dell'Europa devastata dalla Seconda Guerra Mondiale. Allora quindi, e questa è la prima anomalia. Faccio un'obiezione facile. Sussisteva anche quando gli Stati Uniti invasero l'Iraq. Posso tornare? Ci arrivo volentieri su quel tema, ci arrivo volentieri, non mi sottraggo. Però quindi, primo punto, paese membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha compiuto e sta compiendo un'aggressione priva di ogni giustificazione storica, politica, culturale, geografica. E qualunque, proponente un processo di pace, incluso anche il Vaticano, che il Papa Francesco ha nominato il cardinale Zuppi per un tentativo, ben venga, benemerito, voglio dire, non può prescindere però dal ripristino della sovranità territoriale, dall'integrità territoriale dell'Ucraina e dalla sovranità negata. Cioè, io credo che sia impensabile pensare a un processo di pace che semplicemente faccia una fotografia, l'idea russa che è dire congeliamo l'esistente, facciamo una fotografia della situazione militare sul terreno oggi e creiamo un nuovo muro di Berlino, un nuovo 38esimo parallelo sul modello della Corea del Sud e della Corea del Nord. Non è possibile. Sarebbe un ratificare una violazione della legalità del diritto internazionale, molto grave, sarebbe un precedente terribile, un precedente che darebbe via libera alla Cina per invadere Taiwan, un precedente che darebbe nuovamente un riprendere il tentativo di modificare i confini in Europa e in altre parti del mondo. Quindi io credo che alla fine la pace si farà con la Russia, io credo si farà la pace con una Russia sconfitta militarmente, perché io penso questo sia l'inevitabile destino di questo conflitto, e sarà una pace naturalmente fatta dalle condizioni della legalità internazionale. Se insisti sull'Iraq, l'Iraq sono stati due conflitti molto diversi uno dall'altro. Il primo validato... Parlo del secondo, ovviamente. Però cito anche il primo. Il primo validato dalle Nazioni Unite, con una green light dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dopo l'invasione di Saddam Hussein, l'invasione illegittima di Saddam Hussein del Kuwait, grande produttore di petrolio, l'annessione, eccetera. Io parlavo del secondo perché era stata un'azione unilaterale, no? Come era stata definita a suo tempo. Il secondo conflitto, promosso in una piccola coalizione di paesi, sostanzialmente dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Spagna di Aznar, anche alla fine furono 3 sostanzialmente i paesi, si fondava su una serie di numerose evidenze di intelligence sulla produzione di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein. In parte provate. Io sono stato recentissimamente nel nord dell'Iraq, nella regione curda, e nel nord della Siria, nella regione curda. E se oggi parli con i dirigenti curdi che hanno visto quella guerra come noi abbiamo accolto gli americani nel 1944 in Sicilia, l'hanno vista come una guerra di liberazione. Le armi chimiche Saddam le ha usate ad Alabia, le ha usate per sterminare decine di migliaia di donne civili curdi. Quindi è certamente stato una violazione del diritto internazionale, una scelta unilaterale, non validata dal consesso delle nazioni, ma io ritengo che anche se, ripeto, con i 1000 problemi, i 1000 limiti di legittimazione,
diciamo, il cacciare un terribile dittatore che aveva prodotto una tale danno, tale vulnus alla propria popolazione, poteva avere una sua logica. Su questo punto posso... No, sì, una cosa velocissima, se posso. Non c'è dubbio che il segretario di Stato Powell ha detto sempre, famosa provetta con l'antrace, l'ha descritto nelle sue memorie, non c'è cosa di cui mi vergogno di più nella vita di aver fatto quella scena. Le armi chimiche c'erano, Saddam Hussein ha fatto di tutto per far credere agli iraniani di avere l'arma atomica, questo è una cosa. Non è giustificato in nessun modo il fatto che si sia partiti per un'operazione non autorizzata dal Consiglio di sicurezza, ma se voi andate a vedere bene la finalità della missione italiana, per esempio, era una finalità di antiterrorismo, perché era comunque una continuità di quello che era successo dall'Afghanistan con le Torri Gemelle, l'espansione di Al-Qaeda e le connivenze con Assam. Ricordiamoci bene, cito soltanto un elemento di cui si è parlato poco. Dove è morto, dove ha finito i suoi giorni il dittatore, il capo dei terroristi di Klinghoffer, dell'Achille Lauro, episodio Achille Lauro 82, terrorismo, eccetera? È stato ucciso dai militari americani a Baghdad durante quel periodo. Quindi almeno questo caso va ricordato a proposito dell'operazione antiterrorismo in Iraq. Senatore Terzi, le faccio la domanda riprendendo la frase di Vernetti. Non dubito che il conflitto si concluderà con la sconfitta della Russia. Una sconfitta in Russia significa molto spesso anche la caduta di chi è stato responsabile di quella sconfitta. La storia della Russia ce lo insegna. Ecco, non è un rischio abbastanza grosso per l'Europa ipotizzare una sconfitta della Russia, una caduta di Vladimir Putin e una dissoluzione di quello che è l'attuale sistema russo, con 6.000 testate nucleari allo sbando, sotto il controllo di una Russia praticamente dissolta, e una nuova epoca di caos alle porte dell'Europa? Io non sono così sicuro, a parte che la nebbia della guerra, diceva Clausewitz, ma ogni giorno può cambiare il corso delle cose in un conflitto, in ogni conflitto, ma soprattutto in un conflitto di questo tipo. Io credo che quello che sia perseguibile concretamente, non dico a portata di mano, ma che ci sia come obiettivo fondamentale, è che l'Ucraina esca, si difenda, resista e riottenga una parte economicamente, militarmente, politicamente sufficiente dei propri territori per considerare che i russi non ci provano più a fare cose del genere in Europa e che abbiano una tale lezione. Mi pare che 200.000 soldati, vabbè, che li pigliavano dalle galere, eccetera, sono cose atroci, trattare peggio di animali i propri cittadini e mandarli a fronte senza nessuna preparazione. Questo non ha ancora effetti sufficienti dal punto di vista politico all'interno della Russia, ma è uno dei crimini, dei tanti crimini che Putin sta commettendo, crimini di genocidio per i bambini e tante altre cose, per non parlare contro la popolazione civile. Ma la vedo piuttosto come una ricostituzione di un equilibrio di forze sul terreno sufficiente ad andare a un negoziato, a un'intesa di stabilità, chiamiamola pace, chiamiamola una tregua garantita. Ma starei molto attento a dire, tanto la Russia ha le armi nucleari, non possiamo permettere che si smantelli, che salti per aria, sarebbe un caos peggiore, allora cosa facciamo? Ma allora cos'è? Cioè,
lasciamo perdere, io sono un pugile che ho di fronte uno che mi mena, salto giù dall'angolo e non provo neanche a vincere i punti. Si tratta di vincere i punti, non è il grande trionfo, è un paragone un po' sciocco che sto facendo, ma è questo, è il tentativo di... Non esiste diplomazia senza forza dell'economia, senza forza militare, senza forza politica, e questa è la forza che voglio dire. La diplomazia entra in campo o comunque può agire anche in modo per preparare e facilitare, ma è sempre un rapporto di forze nei rapporti fra stati, così come in tutte le vicende umane. Quindi io penso a questo. Poi non inventiamoci, come ha fatto il New York Times qualche giorno fa con un ballon d'essai, dicendo ma si potrebbe trovare una situazione alla tedesca durante la guerra fredda. E qual è? Si spartisce, anche la Germania è entrata nella NATO pur avendo 5 dei suoi 16 Länder, 15 Länder a est, e li lasciava là, ma era sempre la Germania, poi costituzionalmente era tutta la Germania, e così è durato 60 anni, 70 anni, e poi la Germania si è unificata. Ecco, proponiamo lo stesso agli ucraini, ma neanche per sogno, soltanto l'idea di far circolare queste cose è un incoraggiamento enorme all'aggressore. Dobbiamo essere molto più attenti, più abili, e parlo noi, da chi è nel mondo politico e chi vuole ottenere delle condizioni perché il conflitto finisca. Siamo quasi alla fine del dibattito, però c'è una domanda che io voglio fare ad entrambi. Ci siamo preoccupati molto dell'Ucraina, ci siamo preoccupati dal 2014 della possibilità di farla accedere all'Unione Europea in termini di partenariato prima, come Stato membro oggi. Ci siamo dimenticati poi di altri candidati, la Serbia, il Montenegro, l'Albania, e con questa dimenticanza rischiamo di fare i conti. Abbiamo un conflitto molto simile a quello ucraino che rischia di riesplodere non ai margini dell'Europa, ma ai margini dei confini italiani con i soldati italiani impegnati, e parlo del Kosovo, di cui abbiamo visto il riesplodere soltanto alcuni giorni fa. Non siamo stati un po' miopi? Abbiamo guardato all'Ucraina e ci siamo dimenticati di quel che era molto più vicino e molto più pericoloso e molto più urgente da risolvere. Beh, diciamo, all'Ucraina siamo stati costretti a guardare con un occhio ovviamente profondamente mutato dal 24 febbraio del 2022. E io penso però che sì, l'Europa ha avuto poco coraggio in questi anni. Se voi pensate, l'Europa oggi è stato la più grande costruzione, il più grande fenomeno fatto politico di diffusione pacifica della democrazia dei diritti. Cioè, quanto è accaduto nell'Unione Europea con l'allargamento verso est dell'Unione Europea, includendo centinaia di migliaia di esseri umani che dopo la fine del secondo conflitto mondiale, finito, liberati da un totalitarismo, sono stati costretti a vivere altri 30 anni sotto un altro regime totalitario, è stato un fatto straordinario, Purtroppo quel cammino l'abbiamo interrotto certo per motivi anche giusti e veri, prudenza, parametri economici, la difficoltà di includere, di allargarci così troppo rapidamente, con il rischio persino di smarrire un po' l'identità europea. Però per esempio forse se nel 2008 avessimo avuto più coraggio e avessimo associato all'Alleanza Atlantica l'Ucraina, la Georgia e la Moldavia, come era richiesto, il conflitto oggi non sarebbe mai avvenuto. E il vertice NATO di Bucarest del 2008, oggi gli storici riflettono su quel fatto e lo giudicano un errore dell'Alleanza Atlantica. E la stessa Alleanza Atlantica lo giudica un errore. Nei Balcani, quanto stiamo assistendo in queste ore in Kosovo e in Serbia, io penso che il destino di quel paese dilaniato, così vicino peraltro alle vostre terre, qui in Friuli, che conoscete meglio di chiunque altro, forse in tutto il paese, ma il destino della Jugoslavia è naturalmente un destino europeo. E anche qui noi naturalmente abbiamo avuto la capacità di assorbire rapidamente le parti più avanzate della ex Jugoslavia. Certo, la Slovenia, che già sotto Tito era una provincia, una regione fortemente sviluppata, la Croazia, che ha saputo fare passi da gigante, sono entrati persino nell'euro, non soltanto nell'Unione Europea.
Però il rischio di avere rallentato il processo di adesione nei confronti degli altri paesi dell'ex Jugoslavia dei Balcani, quindi il Kosovo, la Serbia, la Macedonia del Nord, la stessa Albania, insomma, diciamoci la verità, ma guardiamo il prodotto interno lordo del Kosovo, della Serbia, dell'Albania e della Macedonia, ma tutti e quattro sommati non fanno il PIL del Veneto e neanche di mezza Lombardia. Cioè stiamo parlando dal punto di vista economico, se l'Europa decidesse di adottarsi di questi paesi per 2 anni ne sarebbe in grado, cioè il costo sociale, il costo economico di assorbire questi paesi, io ritengo sia veramente marginale, no? Quindi io penso sì, abbiamo avuto poco coraggio, penso che forse di nuovo il conflitto in Ucraina ci costringerà a riprendere rapidamente questo cammino. Io non penso che il Kosovo è una provincia italiana, cioè il suo destino è essere un paese membro dell'Unione Europea e all'interno dell'Unione Europea mantenere la propria identità, la propria lingua, benissimo, ma è ovvio che in un mondo così globale interdipendente dobbiamo tendere all'integrazione all'Unione, quindi io penso che sì, abbia sbagliato, ma oggi io sono piuttosto ottimista che questi errori abbiano dato una sveglia al continente che velocemente, sia sul fronte della sicurezza e quindi dell'allargamento della NATO, che sul fronte politico e quindi l'allargamento dell'Unione, andremo verso un ritmo più efficace. Grazie. Senatore Terzi, se non ha niente da aggiungere su questo, io passerei la parola al pubblico per 3 domande, anche perché il pubblico è rimasto tutto qui questa sera, quindi ha seguito Scusa attentamente. Gian, io non ho mai niente da aggiungere, però è una priorità altissima l'adesione dei Balcani occidentali per il governo italiano. Abbiamo a che fare con altri governi che mettono i bastoni fra le ruote, creando la comunità politica dell'Unione Europea, i circuiti B, da serie B. Ma è l'altra cosa, teniamo presente che quello che avviene nell'aggressione contro l'Ucraina non è indifferente, non è neutro su quello che sta avvenendo in Serbia e scatenare Mitrovica, eccetera, perché ai kosovari avrà fatto i loro errori, ma gli amici di Putin in Serbia ce ne sono tanti e stanno al vertice. Domande brevi e veloci. In questo ultimo periodo si sente molto parlare di Arabia Saudita come di un paese che vuole cambiare, evolversi, enormi investimenti. Volevo sapere queste mosse che stanno facendo adesso il re, il Bin Salam nei confronti della Cina, se capisco bene, invece che staccarsi dagli Stati Uniti, che impatto può avere in questo contesto? Il ruolo dell'Arabia Saudita, quindi, in questo momento, se ben capito, no? Sì, raccogliamo ancora una. Grazie e soprattutto complimenti agli organizzatori e ai relatori per il dibattito. Io invece avrei voluto continuare l'ultima domanda, ovvero questa struttura dell'Unione Europea è in grado di mantenere tutti questi Stati membri più gli Stati candidati, anche perché c'è la Turchia, e soprattutto in prospettiva ovviamente, ma questa è una domanda che faccio visto la levatura dei relatori, si potrà iniziare a parlare di politica di difesa dell'Unione Europea, magari anche con un esercito? Terza domanda. C'è il signore qui. Intanto grazie, è un privilegio a potervi ascoltare. Una considerazione, è stato appena rieletto Erdogan, volevo sapere il vostro parere se a livello di equilibrio geopolitico questa è un qualcosa che è stata vista con favore da parte dello Stato italiano o comunque dell'Unione Europea, e se mi potete dare una posizione anche in merito all'India, perché ho visto Modi che è abbastanza neutro, se ho capito bene un attimo, ed è credo un player fondamentale a livello di quadro economico e insomma è una nazione, una delle più importanti, quindi la vedo un attimo in una posizione in stand-by. Grazie. Bene, abbiamo 3 domande che richiederebbero un'altra ora di dibattito. Riusciamo a chiuderle in 10 minuti, 5 minuti a testa? Sull'India è un partner
in grandissima crescita come priorità per l'Italia nell'interscambio. A parte la parte demografica che abbiamo visto, ma la crescita economica superiore, è vero che parte da una base ben più bassa, forse un decimo un ottavo di quella cinese, ma ha una crescita da diversi anni nettamente superiore. È un paese, Modi è sicuramente un primo ministro, non uso il termine autoritario, ma sicuramente non uno da democrazia parlamentare, da potere esecutivo molto solido e influente, ma è una grande democrazia l'India, quindi è un posto di libertà, accademica, di ricerca, quindi molto compatibile con la realtà italiana, e i rapporti si stanno sviluppando. Credo che siamo oltre i 15 miliardi di interscambio nei due sensi, ma l'onorevole Vernetti la conosce molto meglio di me, ma sicuramente quello che c'è stato fra i due governi, a livello G20 eccetera, dimostra che c'è un grosso peso nei rapporti bilaterali. È diventato poi il partner dell'Indo-Pacifico, fondamentale anche per la sicurezza. Sta molto attento a non disturbare la Russia, almeno per il momento, ma ha dei problemi enormi con la Cina, quindi, ed ha una posizione da molti anni, addirittura con l'amministrazione Bush, aveva cambiato completamente, non era da quel mondo non allineato, si era nettamente spostato verso una forma di non allineato ma che guarda a Occidente. Sulla questione, l'Unione Europea è così com'è, è attrezzata per modificare i suoi atteggiamenti, soprattutto per quanto riguarda l'allargamento. Non ci può essere allargamento senza approfondimento dei processi decisionali. Mi sembra che ci siamo arrivati un po' tutti all'interno dell'Unione. Ne dico uno che è molto importante: il voto a maggioranza qualificata su determinate materie. E sentendo l'umore dei parlamenti nazionali negli incontri che frequento fra i paesi europei, mi sembra che questo è un punto a livello parlamentare non dico di consenso, ma abbastanza accentuato. Certo, i paesi Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria, per citarne tre, su questo punto hanno dei problemi, ma non è detto che a un certo punto non convenga anche a loro, non capiscano che convenga anche a loro. Ecco, queste brevi risposte che potevo dare. Anch'io vado proprio rapidamente per bullet point, come si dice. Unione Europea. Io credo che l'Unione Europea oggi è un gigante economico, un nano politico, come spesso si rileva e come rilevano molti commentatori. Io credo che un'Unione Europea senza una capacità di esprimere una politica di sicurezza e di difesa, senza un esercito europeo, sia una costruzione ampiamente incompiuta. Io quindi credo che quella sia la strada obbligatoria, quindi integrazione politica e non soltanto più economica, e costruzione di una dimensione di difesa, forte dimensione di difesa e sicurezza. Oggi non reggiamo più 27 eserciti, 27 centri d'acquisto, è assolutamente inadeguato in un contesto globale. La doppia domanda, quindi Turchia, Erdogan è un problema, rimane un problema. Io credo, avrei auspicato una vittoria del leader dell'opposizione secolare, progressista ma molto fortemente atlantista. Erdogan è una spina nel fianco della NATO, a mio giudizio, perché rappresenta un elemento di ambiguità nella coesione che l'Alleanza Atlantica avrebbe bisogno. Pensiamo soltanto alle forniture di sistemi di difesa missilistica S-400 acquistati dalla Turchia alla Russia in questi ultimi 10 anni. Pensiamo soltanto alla guerra parallela, mentre noi noi Occidente cercavamo di sconfiggere l'ISIS, Erdogan compiva la propria guerra privata combattendo i curdi, che erano gli unici alleati che l'Occidente, Europa e America avevano in Siria e in Iraq per combattere la stessa ISIS. Comprava petrolio dall'ISIS. È un tema. Io spero, mio auspicio, che però questo ultimo mandato di Erdogan sarà
diciamo, dettato da una moderazione. Non dimentichiamo che la Turchia sta ancora bloccando l'ingresso dopo il voto di tutti i parlamenti degli altri 30 paesi, 31 con la Finlandia, della Svezia, che è un paese che avrebbe pieno titolo e merito di entrare nell'Alleanza Atlantica. L'India, non aggiungo altro a quanto ha detto il senatore Terzi, io lo ritengo per le caratteristiche oggi l'India possa rappresentare veramente un terzo pilastro insieme a Europa e Stati Uniti d'America di una visione, una condivisione di valori comuni. Diverso, declinati, siamo in Oriente, ma è una grande democrazia, questa è la verità. È vero che Modi magari ha dei tratti autoritari, ma c'è una forte e vivace opposizione, che c'è un sistema, c'è una stampa libera, c'è una magistratura indipendente. Questa è la vera differenza, no? Il tema non è la fabbrica del mondo, la spostiamo dalla Cina all'India come se fosse la stessa cosa. No, non è così. L'India è profondamente, radicalmente, è un paese che ha saputo decolonizzarsi, uscire dalla povertà come ha fatto la Cina, ma mantenendo solidissimi dei principi di diritti e di democrazia. L'Arabia Saudita è un po' una situazione simile alla Turchia, è potenzialmente un nostro alleato, ma con una forte, diciamo così, autonomia strategica. Certo, Mohammed bin Salman da un lato innova, ma dall'altro uccide gli oppositori, strizza l'occhio alla Cina continuamente e dall'altro lato vorrebbe con l'America fare giustamente una pace con Israele. È una potenza regionale con la quale io credo l'Occidente debba sapere dialogare, tenendo ferma, diciamo, alcuni principi fondamentali. Bene, grazie ai nostri ospiti e grazie al nostro pubblico.